Quindi l'idea era questa: se io riesco ad inserire una foglia di radicchio in ogni busta di iceberg che c'è sullo scaffale, io ho raggiunto il mio scopo. Quindi ci siamo spostati qui nella zona del delta del Po, perché in questa zona potevamo avere accesso ai terreni sabbiosi che erano appetibili, che erano molto simili a quelli che noi avevamo a Chioggia, che però erano disprezzati, perché i terreni di sabbia allora in questa zona nessuno li voleva. Negli agricoltori di Chioggia c'è stata una cura nei dettagli che ha fatto sì che il radicchio che viene a Chioggia venga 15, 20, un mese prima di Salerno, che è la culla delle verdure precoci. Non esistevano produzioni di radicchio negli Stati Uniti, siamo passati da 0 ad oltre 1500 ettari di radicchio. È stato accettato dall'industria perché apportava del colore nella miscela dell'insalata dell'iceberg, che era tra il bianco e il verde chiaro. Visto la bellezza del prodotto, ha fatto sì che nell'arco di 5 anni siamo riusciti a far introdurre il radicchio anche da McDonald's.